Terza Coppa Circolo Giuseppe Verdi, prova valida come seconda prova del giro ciclistico della provincia di Prato, organizzazione affidata al Giuseppe Verdi ASD di Casale di Prato. Mentre il giro della provincia di Prato, ormai un'istituzione per quanto riguarda il ciclismo amatoriale, organizzato ormai da tanti anni dalla Lega Ciclismo WISP di Prato. Questa è la seconda prova, quindi si iniziano anche a delineare un po' le classifiche per quanto riguarda questa competizione a tappe riservata alle categorie amatoriali. Giro della provincia di Prato che è giunto alla 11ª edizione e che quindi ormai è diventato un appuntamento fisso per quanto riguarda il ciclismo amatoriale toscano e non solo. Per quanto riguarda invece la Coppa Circolo Giuseppe Verdi, terza edizione, la seconda da quando è inserita all'interno del giro ciclistico della provincia di Prato, un connubio ormai affiatato, quello tra gli organizzatori del Giuseppe Verdi Casale ASD e la Lega Ciclismo WISP di Prato, con il presidente Mancini che anche quest'anno è presente qui per cercare che tutto si svolga nel migliore dei modi e per dare ancora un segno che è quello di una Lega Ciclismo WISP di Prato attiva sul territorio, attiva soprattutto all'interno di questo giro ciclistico della provincia di Prato. Siamo alla prima partenza, ne seguiranno altre due. La prima partenza è quella che riguarda le categorie A1 ed A2, quindi gli atleti più giovani per quanto riguarda il panorama ciclistico amatoriale, atleti che come poi avverrà anche per le altre categorie si contenderanno il successo su di un percorso praticamente in linea che misura 72 km e che prevede la partenza da Casale, dopodiché gli atleti raggiungeranno Casini, Olmi, Vignole, Ferruccia, Catena, Stazione, Santomato, Ponte Nuovo, Tangenziale Est, Agliana, Ferruccia, Vignole, Olmi, Casini, Poggetti, Poggio a Caiano, e qui inizierà poi l'ascesa dal versante della Serra e poi la discesa sulla variante di Comeana, quindi il ritorno a Poggio a Caiano, Poggetto, via Paronese, Le Vanne e la conclusione a Casale. Questo è il percorso, misura 72 km, vedrà impegnati gli atleti delle categorie amatoriali WISP. Il percorso è il medesimo per tutte le partenze. Come vi dicevo, categorie A1 e A2 impegnate. Con le immagini siamo in località Ferruccia, al comando troviamo Domenico Papasiero, Felice Rizzo, Lorenzo Signorini, Claudio Reali, Andrea Mancini, Dimitri Pavi degli Innocenti. Questi sono gli atleti al comando, inquadrati dalle nostre telecamere in questo tratto di pianura che accompagnerà gli atleti, si può dire, per tutto il percorso, ad esclusione della breve salita che porta da Poggio a Caiano alla Serra per poi scendere dal versante di Comeana. Lasciamo andare gli uomini al comando. Allora in seguimento troviamo il gruppo, però vicinissimo il plotone, che accusa un ritardo di circa 10 secondi dalla testa della corsa. Sono le maglie della formazione lucchese Fanini Store nelle prime posizioni a dettare il ritmo, formazione che il giorno precedente ha colto il successo con Fiorenza nella gara in programma a Fucecchio, nel comune di Fucecchio, a Ponte a Cappiano. Il gruppo, come vedete, è particolarmente vivace, alla caccia degli uomini al comando. Si sta per riportare su coloro che guidano la corsa, e quindi possiamo parlare, quando ormai ci avviciniamo alla località di Agliana, di gruppo praticamente compatto. Eccolo qua il momento del ricongiungimento, anche se una prima parte del gruppo ha guadagnato qualcosa nei confronti del resto degli uomini che compongono il grosso del plotone, che transita adesso davanti alla nostra telecamera. Eccoci qua alla rotonda che segna l'ingresso nel centro abitato di Agliana. Adesso con le immagini stiamo seguendo invece
gli atleti praticamente alle porte della città di Pistoia, gruppo che è tornato compatto. Qui vediamo gli atleti della Cicli Pucinelli nelle prime posizioni, formazione pisana al via di questa manifestazione. Siamo nelle zone proprio alla stretta periferia di Pistoia. Come vedete qualche timido tentativo di allungo, e vi ricordo che stiamo seguendo le immagini dell'organizzazione firmata dalla Giuseppe Verdi Casale ASD. La corsa è la terza Coppa Circolo Giuseppe Verdi, valida come seconda prova del Giro della Provincia di Prato, 11ª edizione. Da ricordare il contributo della Food Italia, della Cambi Edilizia, della Lenzi Bike, di Io Bici, di SIA, di Palmasburgo e del Pastificio San Marco. Siamo adesso con le immagini a circa 5 km dalla conclusione. Ci troviamo nel tratto che riporta gli atleti dopo aver affrontato la salita della serra. Sta riportando gli atleti verso il traguardo di Casale. Al comando abbiamo Francesco Fiorenza e Dimitri Pavi degli Innocenti. Qualche metro di vantaggio per questi due atleti che sono sicuramente tra i più attesi e che quindi sono a questo punto, quando siamo nel finale di corsa, si stanno giocando il successo. Buono l'accordo sulla testa della corsa, Fiorenza che come vedete pedala su cicli formiglia, adesso in seconda posizione l'atleta della Fanini Store. Adesso arriva anche Felice Rizzo con qualche metro di distacco dalla coppia al comando, anche se c'è stata una notevole reazione da parte del gruppo. Eccolo qua Felice Rizzo, classe 1984 per l'atleta che ha militato anche con i colori del Maltinti Lampadari fino a qualche anno fa nella categoria dilettanti. Adesso si è dato al ciclismo amatoriale. Cicli Pucinelli nelle prime posizioni del gruppo nel tentativo di ricucire lo strappo con la testa della corsa che avviene in questo momento. Il gruppo quindi torna compatto quando siamo ormai a circa 3 km dalla conclusione della prova riservata alle categorie A1 ed A2. Vi ricordo anche che al termine della gara saranno stilate le classifiche per quanto riguarda la classifica proprio, e saranno assegnate le maglie per quanto riguarda il Giro della Provincia di Prato. E con Mancini già pronto per rilevare l'ordine di arrivo, il presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, sarà una volata lanciata in questo momento, la volata del gruppo. Eccolo là, il gruppo in fondo al rettilineo. È una volata lunghissima e sembra una maglia dell'ASD Tricycle che va a vincere. Si tratta di Francesco Trinci, che vince anche nella categoria A2. Nella stessa categoria al secondo posto si piazza Claudio Reali del team Pieri Calamai davanti al compagno di squadra Cristian Eulali. In quarta posizione Fabrizio Giacomelli della Pineta GS, quinto Leonardo Michelotti del team Pieri Calamai. Tra gli atleti della categoria A1 vince Samuele Pierattini del team Lenzi Bike, atleta che i più attenti ricorderanno fino a qualche anno fa impegnato nella categoria dilettanti, vestiva le maglie della Pistoiese, dell'Unione Ciclistica Pistoiese. Da giovane ha militato con i colori del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglior. In seconda posizione Carlotti Michele della Cicli Pucinelli, terzo Federico Marchini, quarto Luca Castagnoli, quinto Jacopo Gregori del team Sangiorgese. Questo l'ordine d'arrivo della categoria A1. Abbiamo già ricordato come è andata nella categoria A2 ed allora sempre per quanto riguarda il Giro della Provincia di Prato ricordiamo che la maglia per quanto riguarda la classifica generale della categoria A1 sarà indossata nella prossima prova da Federico Marchini della Fanini Store, che con un punteggio di 30 punti davanti a Michele Carlotti della Cicli Pucinelli con 26 e Stefano Zeni dell'ultimo chilometro con 23. Per quanto riguarda la categoria A2 si conferma al comando Francesco Trinci dell'ASD Tricycle con 34 punti, secondo Cristian Eulali del team Pieri Calamai con 26, terzo Luca Tonti della Liana Ciclismo con 25
punti. E con le immagini, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, siamo passati alla gara della categoria A3, formazione e categoria sicuramente più numerosa, nonché forse la più combattuta e attesa dell'intera giornata. E si parte dal centro di Casale, il percorso è il medesimo rispetto agli atleti delle categorie A1 ed A2, un percorso quindi in linea con la salita da Poggio a Caiano fino alla Serra, la successiva discesa fino alla variante di Comeana e poi il ritorno a Casale. Lasciamo sfilare il gruppo degli atleti al via, numeroso in questa fresca mattinata primaverile in cui il sole comincia a scaldare gli animi degli sportivi e dei ciclisti, in vista poi dell'attività più intensa della stagione che inizia ormai tra qualche giorno. Siamo ormai alla vigilia dei grandi appuntamenti. In località Vignole, eccoci qua con la corsa, si sganciano in 4 Walter Mori, dorsale di gara numero 140, Luca Gorgheri del numero 123, Andrea Grandi numero 145, con il 180 Fabio Norcini. Questi sono gli atleti al comando, li vediamo inquadrati, poco il loro margine nei confronti del gruppo, che quindi tiene sotto controllo la situazione, ma accordo pressoché buono tra gli uomini al comando, che stanno lasciando l'abitato di Vignole per dirigersi in località Ferruccia. Li vediamo inquadrati con il numero 180 Fabio Norcini, chiude il gruppetto. Ecco qua che rientrano altri atleti sulla testa della corsa, perché come vedete il vantaggio è davvero minimo. C'è Mazzuola, Lopresti e Convalle sono tra gli atleti che stanno per rientrare sugli uomini al comando. Quando ci stiamo dirigendo in località Agliana si forma un drappello forte di una decina di unità sulla testa della corsa, ma Plotone che è lì alle spalle degli uomini al comando. Eccolo qua il gruppo con anche la maglia di leader della classifica generale del Giro della provincia di Prato nelle prime posizioni, gruppo che però sta richiudendo sugli uomini al comando. Ancora qualche metro di gap da recuperare per gli atleti del gruppo, ma dovrebbe essere fatta, in quanto a questo punto possiamo parlare, per quanto riguarda questa fase di corsa, di un gruppo pressoché compatto in questa prova riservata alla categoria A3 della terza Coppa Circolo Giuseppe Verdi di Casale. Eccole qua gli atleti che sfilano davanti alla nostra telecamera, andatura non ancora sostenuta, qualcuno di loro ne approfitta per salutare la nostra telecamera, e con le immagini siamo tornati in corsa. Alla periferia di Pistoia troviamo davanti 4 atleti. Giacomo Mazzuola con il dorsale di gara numero 109, inquadrato in questo momento a fare l'andatura, posizione aerodinamica per l'atleta della Fanini Store. In seconda posizione con il 125 Fernando Di Paola, alla sua ruota Fabio Norcini, davvero riconoscibile dalla folta chioma di capelli, l'atleta con il dorsale di gara numero 180, e poi con la maglia della Cicli Sovigliana Luciano Parlanti ed il numero di gara 104. Questo è Fabio Norcini, un primo piano per il combattivo atleta che anche in questa occasione si trova sulla testa della corsa a fare il ritmo già nelle fasi importanti di gara, in quanto stiamo per superare metà corsa e adesso gli atleti faranno rotta nella zona di Poggio a Caiano attraverso le località di Olmi, e quindi poi l'arrivo attraverso Poggetto, Poggio a Caiano, la salita breve ma che potrebbe fare un po' di selezione verso la Serra. Intanto abbiamo visto con un altro atleta rientrare, si tratta di Michele Faneschi, dorsale di gara numero 146, con un ritardo di una decina di secondi, gruppo che arriva adesso, 25 secondi di ritardo per il plotone, pilotato da Enrico Maestrelli con il 143, Giacomo Querci con il 172, eccolo qua inquadrato l'atleta che precede di qualche metro il plotone, che arriva in questo momento davanti alla nostra telecamera, gruppo che per il momento non sembra intenzionato a ricucire lo strappo, che però si mantiene nell'ordine dei 10 secondi.
E adesso andremo a vedere cosa succederà in queste fasi finali della gara riservata alla categoria A3 in questa terza coppa Circolo Giuseppe Verdi di Casale, organizzazione della Giuseppe Verdi Casale ASD e prova valida come secondo appuntamento del giro ciclistico della provincia di Prato, giunto, vi ricordo, all'11ª edizione con il patrocinio forte e l'organizzazione affidata alla Lega Ciclismo WISP di Prato con il presidente Paolo Mancini. E vi ricordo anche, ne approfittiamo di questo momento di stallo in corsa per ricordarvi i partner di questa manifestazione: Food Italia, Cambi Edilizia, Lenzi Bike, Io Bici, SIA, Palmaspurgo, Pastificio San Marco. Un ringraziamento va sicuramente anche al Circolo Giuseppe Verdi di Casale con il presidente Giuseppe Curcio e con tutti i suoi collaboratori, che sono davvero preziosi quando si organizzano questo tipo di manifestazioni per il loro impegno a fianco proprio della Giuseppe Verdi Casale ASD. Con le immagini ci troviamo in località Poggetto, adesso ci stiamo avviando ad affrontare la salita che porterà gli atleti da Poggio a Caiano alla Serra. Si è formato un terzetto al comando con Giulio Marchiò, Alessandro Bolognesi e Marco Nustrini. Eccoli qua i tre atleti al comando che stanno per raggiungere proprio la località di Poggio a Caiano, dove inizierà la salita breve, lo abbiamo ricordato, supera di poco il chilometro e mezzo di lunghezza, ma che inserita in questa particolare fase di gara potrebbe scombussolare i piani di coloro che hanno interesse a concludere la prova con una volata di gruppo. Vedremo quindi se nella categoria A3 si ripeterà l'esperienza delle categorie A1 a 2, dove la corsa si è conclusa con una volata che ha visto circa 40 corridori lottare per il successo. Adesso alle spalle degli uomini al comando si porta un drappello forte di circa 7 unità con Vasco Romiti, Fernando Marzilli, Fabio Simonetti, Marco Nustrini, Marco Negri, Enrico Vettori e Andrea Fedrigo. Questi gli uomini che inseguono i tre al comando con un ritardo di una quindicina di secondi, quindi abbastanza vicini gli atleti che vediamo inquadrati in questo momento, mentre il gruppo accusa un ritardo maggiore. Ci viene segnalato infatti ad oltre un minuto prima dalla testa della corsa, quando stiamo per entrare nell'abitato di Poggio a Caiano. Il gruppo sembra aver perso l'attimo per cercare di ricucire lo strappo nei confronti degli uomini al comando. Infatti transita ad andatura pressoché modesta il plotone e siamo in addirittura di arrivo, quindi tutto è pronto per la conclusione della prova riservata alla categoria A3. Categoria A3 che quindi va a segnare lo spartiacque in questa giornata di ciclismo amatoriale a Casale. Tutto è pronto, anche la collaborazione preziosissima dei giudici della WISP. Si sono rimescolate le carte, parte una volata lunga, il successo di Filippo Pellegrini del gruppo sportivo Baglini Central Chimica, secondo posto Fabrizio Convalle del BBM Baldo Stefan, terzo Flaviano Monti della Fanini Store, quarto Giuseppe Cafaro della BBM Baldo Stefan e quinto Leonardo Goffiantini del gruppo sportivo Pineta. Per quanto riguarda invece la classifica al termine della seconda prova del giro della provincia di Prato, in testa si porta Giuseppe Cafaro della BBM Baldo Stefan con 27 punti, secondo posto Flaviano Monti della Fanini Store, terzo Andrea Grandi del GS Futura Sport, quarto Filippo Pellegrini del gruppo sportivo Baglini Central Chimica, quinto Alessandro Spampani dell'Olympia Cycling Team. Questa è la classifica al termine della seconda prova per quanto riguarda la categoria A3 e quindi adesso andiamo a seguire il finale con l'ultima prova che vede partire gli atleti delle categorie A4, A5, A6 e delle categorie femminili. Il percorso, ve lo ricordo ancora una volta, è il medesimo. Stiamo affrontando l'ultima prova del terzo trofeo Giuseppe Verdi di Casale. Stiamo
seguendo le immagini di questa che è la seconda prova del Giro della Provincia di Prato, 11ª edizione. Da ricordare ancora una volta, non ci stancheremo mai di ringraziarli, partner a fianco di questa organizzazione, la Food Italia, la Cambi per l'edilizia, l'Enzi Bike, Io Bici, la SIA, la Spalma Spurgo ed il Pastificio San Marco. Un ringraziamento doveroso, lo ascolteremo poi anche nelle interviste, va al presidente del circolo Giuseppe Verdi di Casale, Giuseppe Curcio, ma non solo a lui, a tutti i suoi collaboratori, alle ragazze che hanno lavorato nel bar che è stato letteralmente preso d'assalto dai tanti ciclisti che sono arrivati in questa mattinata, che ne hanno approfittato per gustarsi un'ottima colazione preparata proprio dagli addetti del circolo Giuseppe Verdi, che ha quindi risposto alla grande anche al notevole afflusso di persone dovuto a questa importante manifestazione. Da ricordare anche che la formazione che a Casale il ciclismo sarà anche di scena più avanti nel corso della stagione, con una gara riservata alle categorie giovanili agonistiche. Per quanto riguarda invece la corsa, torniamo in gara con gli atleti delle categorie A4, A5, A6 e femminili. In località Vignole il gruppo procede compatto, fortemente allungato, andatura sostenuta in testa al plotone, cambi regolari, si va come vedete di comune accordo, gruppo che però si mantiene compatto dopo che abbiamo percorso i primi 10 km di gara. Il gruppo, come vedete anche da queste immagini, non sembra intenzionato a lasciare spazio ad alcun tentativo di fuga. Gruppo che quindi procede compatto in questa mattinata di fine marzo. Una bella giornata di sole ha fatto da cornice a queste gare riservate alle categorie amatoriali ed inserite nel Giro della Provincia di Prato. Giro della Provincia di Prato che può contare su l'apporto e il sostegno delle 4 società che organizzano le gare, e oltre a ovviamente l'immancabile supporto della Lega Ciclismo Wisp di Prato. Gruppo che come vedete viaggia compatto in queste fasi di gara, compatto e anche abbastanza tranquillo adesso, dopo che nelle fasi precedenti avevamo visto il plotone viaggiare a grande velocità. Adesso il gruppo viaggia compatto, velocità particolarmente blanda. Vedremo se questi atleti rispecchieranno l'epilogo delle 2 gare che li hanno preceduti, con un arrivo in volata più o meno ristretta che ha sancito per il momento gli ordini di arrivo che abbiamo seguito in questo istante. E adesso con le immagini ci troviamo all'uscita del comune di Pistoia, ci stiamo dirigendo verso Agliana. Il plotone procede compatto anche in questo frangente, quindi per il momento nessuno è riuscito a portare attacchi decisivi nella prova riservata alle categorie A4, A5, A6 ed alle categorie femminili. Vediamo anche le maglie di leader del Giro della Provincia di Prato, maglie che vengono assegnate dopo ogni prova a coloro che risultano essere in testa alle classifiche per ogni singola categoria. Il timido sole che scalda questa mattinata di ciclismo in provincia di Prato è sicuramente il palcoscenico migliore per teatro come questo Giro della Provincia di Prato. E per quanto riguarda questa seconda prova, la terza Coppa Circolo Giuseppe Verdi di Casale. Tentativi in testa al gruppo, vantaggio minimo però per tutti coloro che provano ad evadere dal plotone. Non si riesce a guadagnare più di tanto, come vedete non è che gli atleti non ci provino, ma lo stretto controllo di coloro che hanno tutto l'interesse a raggiungere l'arrivo in volata fa sì che fino a questo momento nessuno è riuscito a guadagnare un vantaggio considerevole, anzi i vari tentativi vengono spesso rintuzzati. Il vantaggio massimo di coloro che provano ad evadere non riesce a superare più di poche decine di metri, ed il gruppo che transita adesso davanti alla nostra telecamera procede pressoché compatto all'ingresso del centro abitato di Agliana.
A questo punto anche gli atleti andranno ad affrontare la salita che dal Poggio a Caiano porta in località La Serra. Bella anche questa immagine che ci dà la giusta percezione del grande numero di atleti al via in questa terza Coppa Circolo Giuseppe Verdi Casale, valida come seconda prova del Giro della Provincia di Prato. Prima di passare sul traguardo, un breve scorcio al passaggio da Poggio a Caiano. 5 atleti leggermente avvantaggiati, 2 che viaggiano all'inseguimento con circa 10 secondi di ritardo, gruppo che arriva in questo istante con 40 secondi di gap da recuperare nei confronti della testa della corsa. Ma con le immagini passiamo al traguardo. Siamo in conclusione di questa nostra trasmissione dedicata al ciclismo amatoriale, in conclusione di questo nostro servizio dedicato alla terza Coppa Circolo Giuseppe Verdi di Casale, e quindi in attesa proprio dell'epilogo, eccolo qua lo sprint lanciato. Andiamo a vedere come si è evoluta la prova riservata alle categorie A4, A5, A6 e femminile. Nella categoria A4 abbiamo visto il successo di Valerio Petacco davanti a Tiziano Baldini e Vito Porciatti. Nella categoria A5 vittoria di Alessandro Fiesoli davanti ad Inghilleri e Nuti. Categoria A6 successo di Adriano Gastasini davanti a Pieroni e Fogliazza. Per quanto riguarda le classifiche del Giro della Provincia di Prato, categoria A4 con il leader Dario Ballati, categoria 5 il leader è invece Alessandro Fiesoli della ciclistica Prato Calor, categoria A6 guida la classifica Osvaldo Pieroni della Maggi Terna. Nella categoria donne unica la classifica è guidata da Daniela Turchi. Paolo Mancini, presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, ci risiamo ancora un anno, l'11° con il Giro della Provincia di Prato. Siamo alla seconda prova, terzo trofeo Circolo Giuseppe Verdi, e già si percepisce il bel clima che ormai da 11 anni segue questa vostra manifestazione. Sì, ormai il Giro della Provincia di Prato è una cosa consolidata nel tempo, che ogni anno acquista ancora di più fascino anche per i corridori. Sono corse organizzate molto bene, sono gare bellissime perché tra l'altro sono gare in linea che quindi i ciclisti prediligono, e anche oggi il numero dei partenti è stato veramente ottimo. 230 partenti per una manifestazione è una cosa importante. Io sono contento sia per la nostra Lega Ciclismo che per la società che ha organizzato, perché è un successo e penso che anche per chi organizza vedere un numero così alto di partecipanti sia una bella cosa. Non ho notizie al momento di incidenti vari che possano essere successi, quindi veramente bene. Allora, un ringraziamento sicuramente va fatto, perché se è possibile organizzare il Giro della Provincia di Prato è grazie alle società che allestiscono ogni singola prova. In questo caso direi che un applauso va fatto ai ragazzi e ai dirigenti della Polisportiva Giuseppe Verdi di Casale. Senz'altro, è un ringraziamento. Già dall'anno scorso abbiamo iniziato a collaborare con questa nuova società e abbiamo trovato una collaborazione veramente ottima. Sono persone squisite che sanno cosa vuol dire corse, quindi sanno come organizzarle, e io sono veramente contento di loro. Prossimo appuntamento tra poco meno di un mese, Prato Calor sarà la prossima società. La prossima società sarà la Prato Calor con Memorial Dallai, che anche loro ormai da tantissimi anni collaborano con noi, e anche quello mi auguro che possa avere il successo che merita. Claudio Caracchini, quest'anno c'è da celebrare una novità, una nuova affiliazione per la Polisportiva Giuseppe Verdi, che diventa Giuseppe Verdi ASD, e tu hai avuto l'onore di essere il primo iscritto per questa società. Sì, io ora faccio il ciclismo a livello amatoriale, così in maniera superficiale. Prima, fino all'anno scorso ero iscritto con la Liana Ciclismo, visto e considerato che abito qui a Casale, è stata appunto, come ha detto lei, fondata l'associazione dilettanti, cioè di amatori di Casale, Circolo G Verdi, e mi sono iscritto con loro anche per dare un senso a questa bella manifestazione che si è celebrata oggi come seconda tappa del Giro della Provincia di Prato, scusate, sono ancora con la testa a Pistoia. Niente di che, insomma, tutto qua senza ambizioni, però giusto per dare un contributo alla nuova società.
Siamo con Paolo Tempestini, presidente della Giuseppe Verdi Casale Associazione Sportiva Dilettantistica. Anche quest'anno ormai è stata una novità, però l'avete voluta riconfermare la collaborazione con il Giro della Provincia di Prato. Ormai una challenge che sta ogni anno, ormai da 11 anni, acquisendo sempre di più prestigio. Sì, certo, infatti anche per il prossimo anno già ci confermiamo, perché è il terzo anno che la facciamo e per ora mi sembra che sia riuscita sempre meglio, grazie a tutti i collaboratori che fanno parte della nostra società. Mi sembra che sia andato tutto bene anche oggi, non ci sia stato problemi e la manifestazione è una fra le migliori qui nell'ambito dell'UISP Prato e cerchiamo di portarla avanti il meglio possibile. Finché c'è il volontariato vediamo di farla. Ecco, da sottolineare i tanti amici che vi sono a fianco, uno su tutti oggi l'abbiamo visto lavorare tantissimo, il Circolo Giuseppe Verdi, che è stato preso d'assalto, diciamo, dai ciclisti. Quello è il principale che ci dà una mano, insomma, nell'ambito societario e tutto, però anche grazie agli sponsor che abbiamo riusciamo a fare diverse manifestazioni sportive. Antonio Curcio, presidente del Circolo Giuseppe Verdi, lo abbiamo ricordato anche con il presidente del Giuseppe Verdi Casale ASD. Avete lavorato tanto oggi, tanti ragazzi, tanti atleti hanno fatto colazione da voi, li avete accolti, a testimonianza ancora una volta di questo forte legame che vi lega con la Giuseppe Verdi Casale ASD. Sì, io voglio ringraziare tutti i volontari che si sono prestati per questa nuova riuscita attività agonistica e per la prima volta poi quest'anno c'è addirittura l'associazione sportiva che è entrato proprio nel suo iter di attività. Cosa devo dire? Anche quest'anno è andato tutto bene, siamo soddisfatti, il circolo siamo sempre qui disponibili per tutti. Ci si vede il prossimo anno, si spera di essere, ma rimando ai 17 giugno dove c'è un'altra corsa ciclistica che sono per gli esordienti, giusto? Allievi, sicché vi aspettiamo per la prossima corsa. Ringrazio queste due belle ragazze che sono qui presenti e ringraziamento a tutti. E concludiamo andando a conoscere le miss che ci hanno accompagnato per questa intervista. Le conosciamo e quindi sono due ragazze del loro luogo, due ragazze che vengono da qui, da poco lontano da Vergaio. Presentatevi. Sonia Clemente. Valentina Giulia.